I poliziotti della divisione amministrativa di Padova hanno chiuso una videolottery di Este che fatturava 1 milione di euro al mese, dopo che il TAR del Veneto ha dato ragione alla questura, confermando la legittimità della revoca della licenza. Dopo una prima sospensione del provvedimento, infatti, il TAR Veneto ha definitivamente sentenziato la legittimità dell'atto con cui il questore Marco Dorisi aveva disposto la revoca della licenza di una videolottery gestita da cittadini cinesi che si trova a Este. Il tutto era nato dall'indagine avviata dalla divisione polizia amministrativa su un volume di affari sospetto. Le transazioni registrate dal POS installato nell'esercizio pubblico infatti apparivano ingiustificate. Il POS aveva registrato operazioni di prelievo di denaro a favore dei clienti per 1 milione di euro al mese. La società aveva fatto ricorso al TAR ottenendo all'inizio di settembre la sospensione del provvedimento e aveva anche chiesto il risarcimento dei danni per il mese di chiusura. Ora invece il TAR, dopo il ricorso della questura, ha pubblicato la sentenza definitiva di primo grado con cui ha riconosciuto la piena legittimità della chiusura. Nella sentenza si legge come la questura abbia giustamente valutato il sospetto flusso di denaro perché riconducibile a un possibile riciclaggio. La società dovrà anche pagare 2.000 euro al Ministero dell'Interno e così gli agenti nelle scorse ore hanno chiuso la videolottery.